Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che arriva da Busto Arsizio. Ancora violenza tra ragazzini in centro. A entrare in azione in piazza Garibaldi è stato anche questa volta un gruppetto di giovanissime che ha aggredito una coetanea per poi darsi alla fuga all'arrivo della polizia. È andata sul posto per noi Veronica De Riu. Nuova aggressione in piazza Garibaldi a Busto Arsizio. Ancora una volta il branco di ragazzine e bambine è entrato in azione. È successo venerdì 4 aprile nel pomeriggio. La vittima sarebbe una coetanea appartenente a una famiglia di origine straniera che si sarebbe difesa. Però c'è stato del sangue davanti a McDonald's a causa delle botte tra le giovanissime che frequentano le scuole medie della città. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia del commissariato cittadino. Le giovani però sono state abilissime a dileguarsi. Infatti all'arrivo dei poliziotti non hanno trovato nessuno, ma gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e stanno ricostruendo l'accaduto. Momenti di paura questa mattina a Gallarate. In corso Sempione sono caduti alcuni calcinacci. Ci spiega tutto Annalisa Colombo. Pericolo scampato in corso Sempione a Gallarate. Nella mattina di sabato 5 aprile alcuni calcinacci di un edificio già inagibile si sono staccati cadendo sulla strada, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Per fortuna non si è fatto male nessuno e non risultano feriti. Sul posto, intorno alle 9:40, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate, che hanno transennato l'aria. Il loro intervento, insieme a quello della polizia locale, ha permesso di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area. Sulla facciata dell'edificio le crepe sono molto evidenti ed ora, con molta probabilità, spetterà ai proprietari dell'immobile intervenire per evitare ulteriori distaccamenti di calcinacci e di intonaco. E questa mattina a Busto Arsizio l'inaugurazione della rotonda intitolata a Sergio Ramelli, il ragazzo del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da militanti di estrema sinistra. Per noi c'erano Francesco Inguscio e Domenico Ghiotto. È stato intitolato a Sergio Ramelli, il largo con la rotonda a pochi metri dal cavalcavia del Roccolo. Stamattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla quale sono intervenuti diversi big di Fratelli d'Italia, come gli onorevoli Paola Frassinetti, Riccardo Decorato e Carlo Fidanza e l'assessore regionale Francesca Caruso. Presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino. Sergio Ramelli non aveva mai alzato le mani, ma solo espresso un'opinione, e non si dovrebbe mai morire per questo, ha sottolineato il sindaco Emanuele Antonelli, ricordando la figura del giovane studente del Fronte della Gioventù ucciso da un gruppo di estremisti di sinistra esattamente 50 anni fa. Dopo gli interventi istituzionali, tra gli applausi è stata scoperta la targa con il nome di Sergio Ramelli. A Gavirate la nuova torretta per i giudici di canottaggio è finalmente realtà. È stata completata appena in tempo per il meeting interregionale di questo fine settimana. Vediamo il servizio. È stata inaugurata ieri a Gavirate la nuova torretta per giudici di gara di canottaggio, giusto in tempo per il meeting interregionale di questo fine settimana che vede in acqua 1500 atleti provenienti da mezza Italia. Ci stiamo raccontando un successo, le parole del sindaco Massimo Parola, soddisfatto, durante la cerimonia avvenuta sul lungolago gaviratese. La struttura a 2 piani è stata completata nel giro di pochi mesi dopo un periodo di stop. Decisivi gli sforzi congiunti di istituzioni e imprese locali. La torretta sarà ulteriormente perfezionata nel giro di un paio di mesi. Andiamo ora a Varese. Il ristrutturato asilo nido Le Costellazioni ha aperto le porte alla città. Ieri l'inaugurazione. Andrea Giacometti ha intervistato per noi la coordinatrice Alessia Gibin. Quanti bambini ci saranno qui alle Costellazioni? Questo nido ha una capienza totale di 60 bambini, quindi un nido abbastanza bello capiente, con appunto fascia oraria dalle 7:30 alle 18. Ultima domanda, naturalmente una struttura aperta al quartiere.
Sì, una struttura aperta al quartiere, assolutamente, una struttura aperta all'esterno con l'interno, la nostra, diciamo, fondamentalmente la nostra pedagogia è quella verso l'esterno, quindi un ambiente esterno che viene riportato all'interno e soprattutto un nido che si apre al quartiere e alla cittadinanza, con un calendario che poi verrà distribuito con eventi particolari dove la cittadinanza verrà accolta nei vari nidi, anche nel nostro. Lavorare in fabbrica per preparare un ruolo è l'esperienza di Marianna Fontana, attrice 27enne, premiata ieri sera al tavolo unico di Busto Arsizio nell'ambito del BAF, il servizio di Enrico Forte. Uno dei film che più mi ha colpito quest'anno. Con queste parole Giulio San Giorgio, direttore artistico del BAF, commenta l'intensa prova di Marianna Fontana, premiata ieri sera al tavolo unico di Busto Arsizio per la sua performance nel film Luce di Silvia Luzzi e Luca Bellino. L'attrice 27enne racconta il peculiare processo di preparazione al ruolo. Per entrare nei panni della protagonista, Fontana ha lavorato in incognito in una fabbrica di pelli, sperimentando in prima persona la durezza e l'alienazione del contesto. Fra i presenti alla cerimonia di premiazione, il sindaco Emanuele Antonelli, l'assessore alla cultura Manuela Maffioli e l'editore della Prealpina Daniela Bramati. A consegnare il riconoscimento all'attrice è stata Alessandra Ceccuzzi, titolare della gioielleria che ha offerto il premio, e Gabriele Tosi, presidente onorario del BAF. Tanti i temi sulla Prealpina di domani in edicola e sui supporti digitali. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Antonio Triveri. Buonasera, in provincia di Varese un negozio su 5 ha chiuso i battenti per sempre. Sul giornale di domani potrete trovare un approfondimento dedicato proprio a questo tema con l'analisi del presidente di Confcommercio Rudy Gollini. Dal rione varesino di Masnago, dopo un furto e uno scippo avvenuti nel giro di pochissimo tempo, è allarme sicurezza e i residenti chiedono più controlli. Dai consigli contro le allergie fino ai cibi ideali per invecchiare bene. Nelle pagine dedicate alla salute, tante informazioni preziose per mantenersi in forma. E ancora, come ogni domenica, la pagina del terzo settore, uno spazio dedicato alle nostre numerose associazioni attive sul territorio. Infine, nelle ricche pagine di sport, le analisi in vista di partite clou della domenica. La pallacanestro varese ospita Cremona in una sfida cruciale verso la salvezza, mentre nel calcio la Pro Patria attende l'Alcione allo Speroni. Infine nel campionato di Serie A2 femminile di pallavolo la Futura ospita Messina in gara 1 delle semifinali dei playoff. Grazie Antonio, si conclude così il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina è alle 19 di domani. Buona serata e buona domenica.